Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti, bentrovati. Mi trovo qui nella piattaforma scacchistica di chess.com per giocare un paio di partite contro i suoi bot. Sfido Lauren, bot che simula un giocatore dalla forza di 1000 punti, poi aumenteremo un po' il livello, vediamo un po' come andrà. Il mio avversario, chiaramente con il nero, vediamo che tipo di impostazione vorrà dare alla mia mossa E4. Su chess.com, come vedete, come notate, c'è la possibilità di sfidare tanti software che simulano la forza di diversi giocatori, da giocatori agonisti a giocatori un po' più amatoriali. Ad ogni modo, in questa partita cercherò di giocare in modo facile, senza grandi combinazioni, poi ammesso che sempre riesca a crearle. La conquista del centro è qualcosa di facile e contro e6 d5 mi ritrovo di fronte all'apertura francese da parte del nero. Importante per il bianco la difesa di questo pedone e cavallo c3 riesce in questo. Il mio avversario, o meglio la mia avversaria, il computer che sta affrontando, decide di giocare alfiere b4 inchiodando un cavallo che aveva un ruolo importante. Il cavallo c3 doveva senz'altro difendere il punto e4 e allora questo punto e4, visto che non è più difeso, o lo difendo o lo spingo. Decido di giocare questa mossa logica: conquista il centro, porti i pezzi nella metà scacchiera avversaria e dopo la sua c5 mi ritrovo di fronte a un problema, un dilemma. Dovete sapere che se voi avete conquistato il centro, dall'altra parte troverete sempre qualcuno pronto a darvi fastidio proprio lì al centro della scacchiera. Quindi se il pedone d4 insieme al pedone 5 erano i miei punti forti dell'apertura, dopo c5 chiaramente mi vuole dare noia, mi vuole deviare questo pedone centrale. Gioco a 3 con l'idea che in caso di cattura, cosa probabile, infatti mi ha catturato, io riprendo con il mio pedone riformando questa catena pedonale. I miei tre pedoni si difendono tra loro mantenendo appunto il mio forte pedone e5. Cavallo 7, vi assicuro che siamo ancora in piena teoria, dove la mossa più interessante per il bianco, fate attenzione, è questa qui. Ricordate che quando vi ritrovate di fronte a un giocatore che lascia sguarnito il proprio lato di re, in questo caso il lato della scacchiera dove vorrà arroccare, cercate di portare subito, in modo rapido, i vostri pezzi. La donna passa in g4 per poi sviluppare il cavallo. A questo punto potrebbe anche intervenire l'alfiere in h6, cosa che sembra molto forte ma in realtà non l'è fatto, perché io gioco alfiere h6, lui gioca cavallo f5, mi attacca l'alfiere, difende g7, il mio alfiere va via e ho perso una mossa. Il nero da parte sua è ben contento di giocare cavallo f5 e quindi cerco di anticipare il tutto giocando alfiere d3. Pedone f5 mi chiude la posizione, mi chiude la diagonale bianca di questo fortissimo alfiere. La mia donna si sposta in h5 ed è il momento di dare un po' di fastidio. Quindi devo cercare di portare i miei pezzi in una zona della scacchiera dove possa creare delle minacce. Ad esempio questo salto in g5 minaccia di chiudere la partita con il matto in h7. Lui si è accorto, mi aveva evitato donna h7, giocando h6 il cavallo si sposta e ripiega lì dove era prima. In questa posizione saltano all'occhio alcune mosse, alcune scelte che possono essere difficili da immaginare. Io propongo una mossa del genere e vi chiedo che cosa voglio fare. La risposta è una soltanto: cercare in modo di far diventare la torre protagonista di questo video, che potremmo anche chiamare la famosa manovra dell'ascensore, nella quale la torre si sposta sulla terza traversa per poi dirigersi di fronte all'avversario, quindi alfiere per h6 cerca di collegarsi a quest'idea per dare matto. Vi assicuro che il sacrificio che ho fatto, seppur interessante, non è detto che sia giusto, perché lui sembra avere il tempo di difendere. Continuo, torre h3, voglio saltare in g3, torre g7, la mossa che mi aspetto non è arrivata e torre g3, scacco. Ok, qualcosa è accaduto, perché questa manovra ha portato i suoi frutti, perché adesso, dopo che la torre
sulla terza traversa, manovra dell'ascensore, ricordate questa manovra, si sposta in G3, minaccia il re e dopo la difesa segue il matto. Sono poche mosse, diciamo che sono state soltanto 18 mosse, che rivediamo rapidamente. Dunque la partita è andata in questo modo, apertura francese, dove il giocatore con il nero dà noia, dà fastidio al centro del bianco attraverso questa spinta C5. In questi casi dovete sempre avere un controllo lì al centro della scacchiera, altrimenti tutto diventa più difficile. Donna G4, consiglio, idea, quando il vostro avversario lascia il lato di re indifeso, quindi porta i suoi pezzi da un'altra parte della scacchiera, chiaramente donna G4 potrebbe fare al caso vostro. Arrocco corto, cavallo F3 e dopo cavallo C6, alfiere D3. Alfiere D3 la collego a quella proposta di prima. Alfiere H6 è esattamente la mossa che voglio giocare qui, perché dopo cavallo F5, che avrebbe difeso tutto, ero già pronto a dare il mio forte alfiere contro quel cavallo. La partita è proseguita, F5, donna H5, dopodiché cavallo G5, cercando di provocare delle spinte di pedone per darmi l'idea di sacrificio. Alfiere per H6 potrebbe essere un'idea che proverò a sviluppare. La partita prosegue, dunque arriva H4 e a questo punto la manovra di forte di torre, che dicevo prima che probabilmente poteva non essere corretta, perché in questa posizione dopo torre H3 l'unica mossa che dovrebbe giocare il mio avversario è torre G7, anticipando lo scacco. Non è riuscito, o comunque magari ha sottovalutato la mia torre G3. Su torre G7 l'attacco potrebbe proseguire in questo modo. Sicuramente la cattura lì al centro della scacchiera potrebbe essere importante, così come altre idee, tra cui cavallo G5, forse G4 in alcune occasioni. Comunque partita senz'altro molto interessante e molto complessa. Ci riproviamo, quindi andiamo qui nella sezione dei software e dopo Lauren sfidiamo qualcun altro, sfidiamo un bot, vediamo un po' chi è lui. Ok, 550, no, un po' più alto, 850, non mi interessa. Ecco qua, andiamo su lui, Maxim, un giocatore di 1000. Ok, 1300, vediamo un po' se riusciamo a battere un giocatore con 1300 punti, quindi un software di nome Xin Chao. E ci riproviamo sempre con i 4, vediamo cosa succede su E6. Questa è esattamente l'apertura di prima, mi aspetto la sua D5, dunque apertura francese. Qualcuno si sarà subito accorto che ho giocato a cavallo C3. Il mio avversario mi gioca esattamente come prima e io accetto il duello teorico, quindi spingo e qui mi sorprende donna H4. Donna H4 non è conforme, non è in linea con i principi dell'apertura. Dicevo prima, se attacchiamo il centro, se il vostro avversario ha il controllo del centro, dovete sempre cercare di attaccarlo, quindi questa C5 dico che è necessaria. Donna H4 è un finto attacco, perché se io sviluppo i pezzi e attacco la donna, chiaramente lui tornerà indietro. Chi ha guadagnato da questa posizione? Sicuramente il bianco è andato in avanti, il nero va indietro, e allora in questa posizione non posso che star bene. Continuo il mio sviluppo, alfiere D3. Il vantaggio per il mio avversario di avermi provocato questa cavallo F3 è che la donna non si può sviluppare come prima. Lo svantaggio che ha deciso, tra virgolette, di sacrificare 2 mosse, ha mosso più volte la donna, per ottenere questa posizione dove il bianco sicuramente sta molto meglio. C'è un tema tipico della francese. Come vedete in questa occasione, o comunque sia il tema tipico del mediogioco, in particolar modo della francese, è il seguente. Voi vi ritrovate con un pedone in E5, il vostro avversario non ha più il cavallo in F6 e allora ci sono 3 pezzi che dal nulla magicamente si potrebbero coordinare insieme. Stiamo parlando dell'alfiere, del cavallo ed eventualmente la donna, che preparano quello che si chiama sacrificio greco. E allora, per preparare quel sacrificio, gioco una mossa di sviluppo, quindi gioco probabilmente, vediamo un po', una mossa come alfiere F4. In caso di arrocco, alfiere H7 sarebbe stata un'ottima risorsa. La partita continua, sono consapevole che questa H6 probabilmente mi vuole dare fastidio con G5, ma vorrebbe dire restare con il re al centro.
Allora gioco a 3 cercando di assicurarmi un piccolo vantaggio di spazio. B4 lo mando indietro. Come vedete io sono in grado di giocare sia a destra che a sinistra, lato di donna, lato di re, semplicemente perché considero che lui non abbia sviluppato bene i suoi pezzi. Come continuare in caso di arrocco? A quel punto la creazione della batteria sarà senz'altro necessaria. Il mio avversario, dopo questa manovra cavallo B3, ha deciso di impostare questo schema: pedone B5, alfiere B6. Il mio cavallo in C5 considero che si trovi benissimo e allora lo lascio lì. Come avete visto mi ha appena attaccato e il mio alfiere si è ritirato in G3. Adesso è il momento importante, il momento chiave della partita. Dovete considerare alcune situazioni. Qui dico che il bianco sta meglio. Qualcuno è d'accordo con me, qualcuno probabilmente magari non sa rispondere a questa domanda, oppure qualcuno dirà sicuramente no. Considerazione oggettiva: il bianco ha più spazio perché è l'unico ad aver superato la metà scacchiera, e questi due pezzi che ho colorato di blu effettivamente hanno superato la metà scacchiera. Altra affermazione che fa sì che il bianco stia molto meglio è la sicurezza del re. Il mio re si trova arroccato, il suo re si trova al centro della scacchiera. Se poi entriamo un po' di più nel dettaglio, ci accorgiamo che anche il numero di case deboli, quindi case che non sono più controllabili da pedoni, è abbastanza elevato. Come vedete, tutte queste case che sto colorando sono case deboli, sono piccoli target e piccoli obiettivi, che significa che dall'altra parte, quindi in questo caso del bianco, ci sarà qualcuno che vuole portare pezzi leggeri e controllo di quelle case. Altra informazione è la seguente: quando giocate contro un re al centro non dovete fare altro che aprire la posizione, e quindi io catturo, cerco di aprire colonne, e F4 voleva ulteriormente aprire la posizione. A questo punto lui ha deciso di arroccare e io, va bene, non ci penso due volte, porto la donna in una zona pericolosa. Infatti in questa posizione dopo alfiere per C5, e la mossa critica chiave è sicuramente considerare anche la possibile cattura. Non voglio pensare troppo e allora decido di giocare pedone prende C5. Garantisco nuovamente il vantaggio di spazio attraverso questi due pedoni che hanno superato la metà scacchiera e nessuno più gli darà fastidio, e dopo re H7 la mia posizione continua a essere migliore, però mi manca qualcosa, mi manca una possibile apertura. Ad esempio potrei giocare, magari potrei provare a portare il cavallo in gioco, cavallo D1, lì forse salto in E3, magari punto F5 e così via, se non fosse che lui ha una spiacevole G4 che potrebbe dar noia. Tuttavia questa G4 che potrebbe dar noia viene subito controbattuta da un ingresso di alfiere sulle case nere, e quindi io vado per la mia strada. Io continuo con il cavallo che salta in E3, che adesso dal nulla si coordina insieme alla torre. Come vedete questo punto F5 appena colorato di verde diventa l'obiettivo, il target della coordinazione dei pezzi bianchi. Vediamo un po' come continuare. Gioco H4, pressione su G5, e chiaramente non voglio che lui come seconda e successiva cattura mi prenda di donna. Adesso sono riuscito a entrare, adesso è il momento in cui il mio avversario non può più tornare indietro, il punto di non ritorno è già stato superato e quindi non mi resta altro che sviluppare i miei pezzi. Su questo sacrificio di pedone riprendo di torre perché voglio raddoppiare le torri, e su questa cattura ovviamente non propongo il cambio delle donne, rispecchiando quel famoso consiglio che dice che il giocatore che attacca evita i cambi. La ripresa con il pedone laterale mi permette un nuovo tema di attacco. Adesso questi due pezzi sono coordinati insieme per l'ingresso in H8 o in H7. F5 cerca di creare delle vie di fuga. Vediamo un po', la presa al passo sembra parecchio piacevole. Come vedete questi tre pedoni tagliano totalmente dal gioco i pezzi avversari, e su queste successive catture, senza pensare troppo, il matto è nell'aria. Probabilmente con questa sequenza la donna da scacco, interverrà l'alfiere in alcuni casi, ma prima interviene la torre. Il re si dice che abbia un ruolo di sovraccarico, o difende la donna o difende la torre, e come vedete qui si va già verso una direzione unica.
Adesso cerco di creare un matto creativo, perché attraverso questa mossa di re permetto il passaggio della torre. La torre occupa la colonna H e quando il re si sposta segue il matto in 2. Ok, in questa posizione, in questa partita avete visto un altro modo di approcciare l'apertura francese, e sicuramente questo donna H4, quindi muovere la donna troppo presto in apertura, già lo sapete, quasi sempre è un qualcosa di controproducente, quasi sempre è un errore, ed effettivamente anche in questa posizione alla fine il bianco ha ragione dell'apertura, ottiene un'apertura molto più facile semplicemente perché il nero sta giocando un po' contro i principi. Il momento tattico è questo qui: giochiamo contro un re al centro, apriamo la posizione, alfiere per F5, lo riprende F4 e a questo punto non arriva altro che la necessità di aprire tutto quanto, quindi donna H5, idea H4, idea F4 e così via. Se cade il pedone G è tutto più facile. Se lui decidesse di spostare il pedone in G4, interviene l'alfiere sulle case nere e a questo punto la vittoria sarà inevitabile. Spero che questi video vi siano piaciuti, queste partite vi siano piaciute. Appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, sempre qui su Mattoscacco. Ciao!